Tra i protagonisti dell'arte sarda del XX secolo ricordiamo Giovanni Ciusa Romagna, pittore, disegnatore nuorese, nato nel 1907. Era figlio di Salvatore, il fratello maggiore del celebre scultore Francesco Ciusa, che proprio nell'anno in cui nasceva Giovanni trionfava alla Biennale di Venezia con la celebre scultura La Madre dell'Ucciso, l'iconica scultura conservata e esposta all'interno della Galleria Comunale d'Arte. Giovanni manifesta quasi da subito le proprie attitudini all'arte, alla creatività, tant'è che la famiglia decide di mandarlo a studiare nel 1922 all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove diventò allievo tra l'altro di Felice Carena, pittore, disegnatore, molto sensibile al fascino della secessione viennese, tant'è che per l'appunto le prime opere realizzate da Giovanni Ciusa Romagna sono strettamente legate a questo filone di ricerca. Soprattutto ricordiamo la processione di proprietà della Camera di Commercio del 1931 che, come riporta la critica studiosa Maria Elvira Ciusa, denota in diversi particolari proprio l'adesione a questo stile, in modo particolare ai contorni delle teste dei fedeli che seguono la processione e anche a questo discreto decorativismo che per l'appunto caratterizza l'intera composizione. Nel 1925 però purtroppo Giovanni deve rientrare in Sardegna a causa della prematura scomparsa del padre, ma continuerà comunque ad esercitarsi, a studiare e in modo particolare ad esporre sia in ambito locale ma anche in ambito nazionale. Continuerà comunque a frequentare grandi città e grandi esposizioni come per esempio a Roma e a Venezia, e proprio a Venezia nel 1935 riuscì a ottenere l'agognato diploma all'Accademia di Belle Arti. Grazie anche all'interessamento dello zio Francesco Ciusa, che nel frattempo appunto aveva aperto delle scuole d'arte dove Giovanni insegnava disegno, tecnica tra l'altro in cui eccelleva, oltre ovviamente alla pittura, poté insegnare, per l'appunto poté fare quello che egli riteneva più opportuno e più consono per un intellettuale, in modo particolare per un artista, cioè rimanere nel territorio di appartenenza e mettersi a disposizione delle persone, che insomma dei suoi concittadini. Tant'è che per l'appunto nonostante frequenti esposizioni in Italia, Giovanni Ciusa Romagna rimase sempre in Sardegna a lavorare come docente di disegno. Lo troviamo anche per esempio come studioso per il rifacimento della chiesetta della Solitudine a Nuoro, che negli anni 50 si apprestava per esempio a accogliere le spoglie mortali di Grazia Deledda, un'altra importante e famosa concittadina. Tra le varie opere che noi ricordiamo di Giovanni Ciusa Romagna ci sono anche quelle donate nel 2006 dal fratello minore, dal professor Mario Ciusa Romagna, che decise generosamente di regalare al museo una serie di ritratti che vedevano come protagonista la moglie Maria Luisa Valla, la cognata adorata di Giovanni Ciusa Romagna, che per l'appunto viene in quest'opera che vi mostriamo raffigurata, siamo intorno agli inizi degli anni 40, nella sua interezza, nella sua completezza, viene raffigurata all'interno di uno spazio con dei libri, quindi probabilmente lo studiolo, seduta su una poltrona. Quello che notiamo è il fatto che comunque Giovanni utilizzi il disegno, il tratto in questo modo così costruttivo, così pieno, andando ad addolcirsi unicamente nella parte del volto che viene indagato e viene mostrato al pubblico, ma ricordiamoci che si tratta di un'opera che viene realizzata per l'ambito familiare, insomma. Tra l'altro il professor Mario Ciusa Romagna ricordò in occasione della donazione
che insomma il fratello venne inviato a Firenze, dove Mario studiava e dove conobbe la futura moglie, proprio per realizzare dei ritratti da riportare poi in Sardegna e mostrare insomma la futura moglie. E insomma, per stesso insomma, come ci raccontò il professore all'epoca, il ritratto piacque molto perché lei effettivamente era molto bella, e soprattutto il genio e il talento di Giovanni Ciusa Romagna seppe realizzare, seppe riportare sulla carta questa bellezza.